Era partito da Treviso direzione San Donà di Piave con 7 passeggeri a bordo il bus di linea della TVO che nel primo pomeriggio sulla Treviso Mare all'altezza di Meolo si è scontrato con una Skoda che procedeva nella direzione opposta, un frontale come conseguenza del disperato tentativo da parte del conducente del pullman di evitare 2 furgoncini che si erano appena tamponati. L'effetto domino poteva quindi trasformarsi nell'ennesima strage, solo la prontezza di riflessi dell'autista e la bassa velocità di entrambi i mezzi, circa 40 km orari, hanno evitato il peggio. Immediato l'intervento della macchina di soccorsi con SUEM, vigili del fuoco e polstrada. Alcuni feriti sono stati medicati sul posto, 2 passeggeri in particolare saranno sottoposti a ulteriori accertamenti. In pronto soccorso anche l'automobilista della Skoda, comunque non grave. Poche ore prima a Mestre, sul Terraglio, vicino a Villa Salus, copione del tutto simile con un pullman, stavolta della CTV, che si è scontrato con il furgone di una ditta edile, terminando la sua corsa nel vicino fossato. L'incidente poco prima delle 11, paura tra i passeggeri a finire in pronto soccorso in condizioni non gravi, l'autista del bus. Impiegate tutte le forze dell'ordine con i rilievi affidati alla locale, tanti i residenti attoniti. Siamo passati, abbiamo visto e siamo fermi qua senza sapere. È una dinamica abbastanza impressionante. Certo. Comunque no, siamo arrivati, non capiamo ancora come che può essere successo questo fatto qua. L'impatto penso che è stato abbastanza violento e comunque penso che i passeggeri sono rimasti all'interno chiusi, quindi non sono usciti dall'impatto, quindi fortunatamente sono salvi. 2 incidenti che arrivano al termine di una settimana nera per i bus di linea. Lunedì sera il mezzo mom piombato in un giardino sulla Noalese a Quinto di Treviso. Mercoledì pomeriggio il pullman a TVO finito capovolto a San Biagio di Callalta. In poco più di 5 giorni la cronaca di 4 tragedie sfiorate.